Presidente, ci troviamo quest'oggi alla Solari a Pesaris, un'azienda leader nel mondo ma con il cuore nell'Alta Carnia. Come si conciliano questi due aspetti e che cosa può fare la Regione per incrementare ancora di più il successo di un'azienda come questa? Questa azienda è la fotografia del si può fare una cosa che sembra complicatissima, mettere insieme la montagna e la pianura, fare impresa di altissima qualità conosciuta in tutto il mondo, basti pensare che stiamo parlando di un'azienda che lavora negli Stati Uniti, che lavora nell'est, praticamente non soltanto nel contesto europeo ma in tutto il mondo, ed è un'azienda che nasce oltre 300 anni fa a Pesaris, quindi è in montagna, rimane saldamente con le gambe in montagna, la testa in parte è a Udine per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ma la cosa incredibile che funziona e che credo faccia la forza di questa azienda è aver tenuto insieme montagna e pianura, e credo che questo sia un po' il futuro anche della nostra montagna. Siamo in grado di fare impresa anche qui, abbiamo la necessità di mettere in condizione gli imprenditori di avere tutti gli strumenti per farlo. Presidente, c'è poi una parte storica dell'azienda che in questo momento è chiusa. Si può pensare ad uno sviluppo turistico tenendo conto che ci troviamo all'interno della Valle del Tempo con un museo che è a pochi passi da qui? Qui stiamo parlando di un'impresa che fa innovazione tecnologica e di un imprenditore coraggioso che ha mantenuto in piedi queste possibilità. D'altra parte c'è anche una parte storica dello stabilimento che potrebbe essere utilizzata proprio per far vedere la lavorazione. Questa è la cosiddetta Valle del Tempo. Da una parte abbiamo gli orologi e potremo un giorno, io mi auguro presto, avere anche il Museo del Tempo. Dall'altra parte abbiamo una parte dell'azienda che potrebbe, proprio quella storica, essere utilizzata per far vedere le varie fasi di lavorazione, come si lavorava all'inizio del secolo, ma anche prima, e come si lavora oggi nella formare questi pannelli che sono ormai conosciuti in tutto il mondo e che vengono proprio da qui. Credo che queste siano le condizioni per far venire le persone in montagna, per far vivere la montagna, per dare economia alla montagna e soprattutto per evitare che la montagna disperda il suo prezioso patrimonio.